Amici telespettatori, buonasera. Siamo qui di fronte all'interno del reparto di ginecologia ed ostetricia dell'ospedale Cervello di Palermo. Siamo qui con Valentina Chinnici del gruppo Avanti Insieme. Valentina, descrivici un po' la situazione, perché questo reparto, per quello che si è capito, è a rischio chiusura. No, in realtà già di fatto ormai i pazienti e le pazienti soprattutto sono trasferite, come sappiamo, al policlinico. Dal punto di vista proprio politico io mi pongo il problema di che cosa sia stato fatto per garantire quello che ancora a novembre l'assessore Razza diceva, cioè il non compromettere il lavoro ordinario degli ospedali. Cioè qua sta arrivando un carico di lavoro enorme, perché sappiamo che questo punto nascita, il pronto soccorso, come meglio poi diranno i medici che sono qui con noi, assorbe intanto tutta la popolazione di Palermo Ovest, e sappiamo già essere un ospedale che ha numeri enormi di parti, ma non solo parti, c'è il servizio di analgesia, tra l'altro ci sono le gravidanze a rischio, le gravidanze difficili. Come si fa a pensare che non ci siano conseguenze nel trasferimento di puerpere o donne che possono avere gravidanze a rischio, in cui il tempismo è fondamentale? In questo momento parlo anche da madre di 2 bambine, da chi c'è passato, diciamo, ed è veramente qualcosa di molto preoccupante, senza voler assolutamente sottovalutare il problema della pandemia, ma ci si chiede tutta l'estate un piano per recuperare, come c'era stato detto più volte, quando certo d'estate i dati erano a 0, però non bisogna essere virologi per pensare che un'influenza ha il suo picco a febbraio, qualsiasi influenza ha il suo picco a febbraio ovviamente. Quindi cosa è stato fatto veramente per mappare gli ospedali? Si era parlato di ospedali in disuso, purtroppo io sono un insegnante, vedo che il trattamento che è stato fatto alla scuola è molto simile per certi versi, probabilmente, anzi sicuramente paghiamo lo scotto di tagli che vanno avanti da anni e anni, di accorpamenti, di dimensionamenti, e il problema è che questa crisi pandemica è la cartina di tornasole del malfunzionamento della nostra sanità, purtroppo, e non possiamo però buttare tutto il pericolo, il rischio su categorie particolarmente bisognose, fragili e delicate come chi sta affrontando una gravidanza. Valentina, adesso si pone il problema di dove sono stati trasferite e dove verranno trasferite le madri che devono partorire. Adesso tutto il flusso di Palermo Ovest e dei comuni limitrofi dove è stato destinato? Che io sappia, appunto al policlinico in particolare, sappiamo essere 2 zone della città completamente diverse, tra l'altro l'ospedale Villa Sofia Cervello serve anche i comuni limitrofi a Palermo, di questa zona di Palermo. Sappiamo che lo spostamento da un'altra parte completamente della città non può non essere foriero di gravissimi disagi, ripeto, soprattutto in situazioni emergenziali come quelle che qui trovavano subito una pronta accoglienza. Soprattutto in termini di tempistica. Lo chiediamo anche al dottor Bonsignore del CIMO, come si può risolvere una situazione del genere da un punto di vista organizzativo, gestionale, ma anche e soprattutto medico. La situazione così com'è non è risolvibile, l'unica soluzione è riaprire l'ostetricia non Covid dell'ospedale Cervello, perché di fatto con questa operazione, fra l'altro, sono stati guadagnati soltanto 14 posti letto Covid. È questo tutto il risultato grandioso di questa operazione che noi abbiamo criticato fin dall'inizio, proprio perché l'ospedale Cervello e la sua ostetricia rappresentano il punto di riferimento per una grossa fetta della città, per tutto l'interland di questa parte della provincia, ma anche per buona parte della provincia di Trapani. Non dimentichiamo che l'ospedale di Partinico è un ospedale Covid ed è chiuso, quindi se una gestante ha un problema di urgenza e emergenza proveniente da quelle zone, a seconda dell'orario della giornata, deve attraversare l'intera città di Palermo per arrivare al civico o al policlinico. È una follia, è una cosa, non è tanto un disagio, è un rischio per la salute della gestante e del feto. Lei diceva appunto molti reparti e molte strutture sono in questo momento chiuse o comunque destinate all'emergenza Covid, ma voi avete avuto un confronto con il mondo politico, in particolare con l'assessore Razza o comunque con gli esponenti della Commissione Sanità? Ultimamente in questo momento soprattutto è veramente complicato e difficile avere confronti col mondo politico, per cui lanciamo i nostri appelli aspettandoci delle risposte.
L'unica nota positiva è che domattina alle 11 abbiamo ricevuto la convocazione per un'audizione in sesta commissione sanità, se ne è fatto carico l'onorevole Pullara, che ha calendarizzato per domani questa riunione. Speriamo che qualcuno ci stia a sentire. Saranno presenti anche in collegamento l'assessore Razza e il dirigente generale dell'assessorato Mario Larrocca. Speriamo bene. Una riunione quindi dal punto di vista politico che dovrà andare a chiarire un po' la situazione, ma un appello a cui si vorrà sicuramente associare anche il dottore? L'Abbate. Dottore L'Abbate, ma come è possibile, diciamo, arrivare ad una situazione del genere di stallo nella quale appunto si va a chiudere uno dei punti nascita più importanti di Palermo senza poi avere reali soluzioni, se non destinare tutto al Policlinico? Questa è una domanda che non deve fare a me, questa è una domanda che deve essere rivolta alla parte politica. Io sono un medico di questa unità operativa di ostetricia, quindi in un certo senso, pur capendo la difficoltà del momento legata alla pandemia Covid, eccetera, noi abbiamo subito questa situazione, cui già si sono espressi perfettamente il collega e la dottoressa, ma il dato di fatto è che noi l'abbiamo spesso e tuttora lavoriamo con le urgenze / emergenze. Questo è un concetto che solo chi ci passa può capire, ci passa o come medico o come paziente. Quando si discute di una gravidanza che arriva facendo gli scongiuri, ma è successo in questi giorni, con una emorragia da placenta previa oppure ahimè un prolasso di funicolo all'improvviso, là non è un'assistenza, è un'emergenza. Tu te la giochi con la vita del feto, in questo caso, cioè non della madre e del feto, nell'arco di pochi minuti. Con tutta la pazienza e la buona volontà non esistono i tempi di trasferimento, o intervieni subito e forse hai qualche speranza o non c'è più niente da fare. Per cui questa è una branca nella quale, a parte le competenze del reparto, perché è un dato di fatto che questo reparto finora ha lavorato con qualità altissima ed è un lavoro di squadra, non un lavoro del singolo. Chi osserva il calcio sa che se tu levi Ibrahimovic al Milan ne manca uno, ma se gli levi 5 elementi la squadra non è più quella. È lo stesso discorso, tu non puoi prendere 2 o 3 per dire elementi di qua e portarli da un'altra parte, perché il lavoro di squadra non esiste più. E allora la qualità che è stata raggiunta faticosamente nell'arco degli anni, lavorando anche con i colleghi delle altre specialità, gli anestesisti, i neonatologi, per essere mantenuta va tenuta comunque in una sede appropriata. In questo momento non siamo più in grado di fare granché, ripeto, comprendendo assolutamente la difficoltà sanitaria del momento, ma la parte politica è quella che deve dare una risposta. È difficile, ma come diceva il dottore Bonsignore, alla fine della fiera abbiamo ricavato solo 12 posti. Vediamo magari di ricavarne un po' di più entro pochi giorni e di riaprire. Cioè, non è un discorso pro domo meo, è un discorso a favore della cittadinanza. Un problema quindi non solo organizzativo ma anche di tempistiche sul quale vi continueremo a tenere aggiornati, sperando che appunto la situazione evolva positivamente. Un grazie a Valentina Chinnici. No, grazie a voi. Tra l'altro, soltanto per inciso, volevo ricordare che in tutte queste settimane si parla molto di potenziare una medicina che dovrebbe essere di prossimità. Medicina di prossimità. Noi qua stiamo facendo una medicina di distanza, di lontananza, che mette veramente a rischio le persone. Un grazie ai dottori Bonsignore e L'Abbate per la loro, per il racconto della loro esperienza. Grazie a voi. Grazie a voi.